Rispettare il patto con gli elettori, questo deve essere il motto in Regione Veneto. In Consiglio, ma ancor più in Giunta, non ci dovranno essere riflessi della spaccatura che si è creata tra Berlusconi e Alfano e i loro adepti. Mentre a Roma è già composto il gruppo del nuovo centrodestra al Senato, con 3 veneti al suo interno, Luca Zaia usa parole chiare, vuole parlare solo di programma di governo e non di polemiche di segreteria, di rimpasti, di calcoli di opportunità. Se qualcuno pensa di mettere in discussione il programma e gli impegni con i veneti o di cominciare a venire lì col bilancino di parlare di maggioranze alternative e altre robe, sa benissimo che c'è solo una via per quanto mi riguarda, si va a votare. Uno spauracchio, quello del voto, che dovrebbe mettere un freno a chi, a livello regionale, volesse mettere in discussione la compattezza dell'alleanza di governo sulla scia del cataclisma avvenuto a livello nazionale. Insomma, il caos resti a Roma, a Venezia si continui a lavorare. Ci sarà qualcuno che vorrà davvero spaccare il fronte? Difficile oggi raccogliere dichiarazioni esplicite al riguardo. No, ho già detto che non parlo di questo. Così Renato Chisso, assessore regionale alle infrastrutture, ma nel gruppo in regione una mappatura è possibile delinearla, anche se a livello di ipotesi. Resterebbero fedelissimi a Berlusconi, sotto la targa nuova e vecchia di Forza Italia, Remo Sernagiotto, Leonardo Padrin, Moreno Teso, Davide Bendinelli e Mauro Mainardi. Potrebbero invece sorridere ad Alfano Marino Zorzato, Clodovaldo Ruffato, Nereo Laroni, Costantino Toniolo. Folta la schiera di coloro che al momento starebbero nel mezzo, schiera che annovera, oltre a Chisso, Isi Coppola, Dario Bond, Pier Giorgio Cortelazzo, Elena Donazzan, Carlo Alberto Tesserin, Giancarlo Conta e Massimo Giorgetti. Nei prossimi giorni i loro posizionamenti si conosceranno meglio e si saprà anche se il quadro, una volta definito, sarà veramente indolore.